Ciao a tutti ragazzi, da oggi iniziamo la nostra prima rubrica, ovvero i tutorial dei soldi spicci. Questa era la sigla. Bene, come prima puntata oggi io vi insegnerò a gestire una ragazza durante il ciclo mestruale. Amore! Gli effetti del ciclo sono aumento dell'appetito, aumento del volume del seno, aumento del desiderio sessuale, crisi di pianto, repentini cambi d'umore. E cazzo, le manca solo l'onda energetica! Onda Non ci credo. Ok, scusa. Durante quei giorni noi ragazzi siamo costretti a subire ogni tipo di tortura. Amore, sono sporca. No? Ci chiedono cose impossibili! Amorino, me li compri gli assorbenti? E pensare che loro ce lo dicono in maniera così chiara! L'Ineseta Ultra con ali viola scuro. Niente da fare. Quando si tratta di assorbenti, noi ragazzi capiamo tutt'altro. Salamatulle te. Ok? Ok? Ok per niente! Amore, ti ho comprato gli assorbenti? Amore, guarda! Olè! Che cosa sono questi? Non lo so, qua c'è scritto ultra assorbente resistente! No! Amore, riscendo! Comunque rasciuga tutto! Ma tutto questo ancora è niente, perché il vero problema comincia quando le vostre ragazze vi faranno delle domande ed è lì che inizia il nostro tutorial. Amore, stasera andiamo al cinema. Ok, state calmi. L'unica cosa che dovrete fare è mettervi una faccia che stia fra il sì e il no, ma che non sia neanche forse. La cosiddetta faccia a culo di canguro stitico. Hai ragione, amore, forse è meglio che rimaniamo a casa perché c'è freddo. Visto? Si è risposta da sola. Continuate così. E chiamo Marco e Sandy per rimanere a casa con noi. Attenzione, altra domanda, altra faccia a culo di canguro stitico. Ma che cosa ce ne frega del freddo? Dai, andiamo al cinema, grazie, amore. Tutto perfetto. Mi raccomando, perché un piccolo errore potrebbe esservi fatale. Amore, stasera andiamo al cinema. Va bene. Ma va bene che cosa? Ma va bene che cosa? Va bene cosa? Vuol dire che non vuoi stare con me! Ho detto solo va bene! Ma se proprio volete evitare tutto questo, sceglietevi una fidanzata come la mia. Ti amo.